Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, vai di Milan Sampdoria ragazzi, parecchio turnover perché voglio provare anche un po' di giocatori come Montari, Cristante e Robinho. Spai ragazzi, cerchiamo di fare una bella prestazione, di cominciare un piccolo filotto perché abbiamo perso anche troppi punti in questo inizio di stagione. Taarabt. Taarabt. Vai ragazzi, Milan Samp. E il Milan dà il Robinho. via all'incontro. Vediamo Roby. Siamo di nuovo qui pronti a Roby. raccontarvi la partita di oggi valida per la serie. Mandzukic. Attenzione il Manzo. Il Manzo, vede Robinho. Robinho. Incredibile, attenzione sbaglia con la Samp che è in difficoltà adesso Poli. Montari! Taarabt 1-0 Milan! 1-0 Milan! Adel Taarabt! Bravo, bravi. Bravi ragazzi. Si ricomincia con il Milan che conduce la gara. Tiriamo fuori i conti. Pedro Bianchi. Obiang. Costruisce la palla. De Silvestri. Si avvicina all'area. De Silvestri per Obiang, no subito ragazzi, per cortesia, no subito. Parte il cross. Ci prova di testa. Attenzione. Rigore. Sì, calcio di rigore. No. No, non ho parole. Non ho parole per descrivere questa cosa. Ti prego Abbiati, metti a posto tutto Abbia. Abbia contro Eder. Abbia contro Eder. La palla sbatte sul palo ritorna E in campo. vaffanculo. E godo. Mandzukic. Costa. Mamma mia, sì, però questo dopo un rigore indegno, bravissimi. E recupera però ancora il Gabbia. Eder. Bravissimo Zapata. Abate. Roby. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Eh sì, e godo ancora di più. E godo ancora di più. E la Sampdoria effettuerà una sostituzione. Eder fuori, sbagliato il rigore, si è anche fatto male. Sarà rimessa. Abate. Roby. Cerca spazio Robinho. Robinho show. Robinho ha cambiato la partita ragazzi. Robinho. E c'è il gol! Mario Mandzukic! Un gol da manuale. Gran merito del gol va dato all'autore del passaggio. Ha dimostrato una visione. Ma grande Robinho ragazzi. Robinho è entrato, ha portato scompigli, È riuscito a liberarsi e superare il portiere da 2 passi. Mamma mia Roby. Sansone. Grande Passa Mandzukic ancora comunque. compagno. Occhio Fioi. Tocca. Nostra. Il gioco riprenderà con una rimessa del portiere. Abbia. Per Abate. Ancora Robin ragazzi che è veramente il fenomeno del momento. Roby, è incredibile. Roby salta tutti. Ecco che tenta il tiro. Cosa ha fatto Robinho? 3-0 Roby. 3-0 Roby. Milan sontuoso adesso. L'altro gol che si aggiunge al loro portiere. Pedro Bianchi. Non ho parole per descrivere l'AC Milan di Milano quest'oggi. Il turnover l'ha fatto bene ragazzi. De Silvestri. Berardi. E il Bera. Perde il controllo della Cristante. palla. Mandzukic. Ah, peccato. Fuori gioco. Grande Milan, grande. Non è proprio un gran Milan in questa partita. Secondo me posso levare anche Mandzukic. Montari, Sanley. Attenzione, Taarabt. Ah, lento Taarabt. Cristante prova il De Silvestri. Kristicic. Attenzione, Okaka, Sansone, 3-1. Rete importante. Permette loro di sperare in una rimonta che pare per altro Fioi, andiamo a vincere, vi prego, Fioi. Passaggio smarcante. Rigore, sarà rigore per la Sampdoria. No, ma ho preso il secondo rigore. No, vabbè, cioè.
Io non ho parole, sinceramente. Secondo rigore per la Sampdoria, tutti e due inesistenti. Sono senza parole. Gol, 3-2. Che partita, se devo tenere palla non mi interessa. Cerca spazio Robinho. Cristante. Bonera. In linea del Milan adesso, tiki-taka. Subisce subito il pallone. Passaggio indietro verso il portiere. Cristante. Constant. Kevinone. Cristante, non perderlo. 5 minuti a termine. E 5 di... Vada. Proprio una vergogna, Non si ragazzi. perdono d'animo, ripartono in questi minuti finali. Bonera. Constant. Una difesa dei problemi scandalosi. Rigori inesistenti a parte. O Biancavola. Occio. Si fa largo. Gol della Sampdoria, incredibile. Incredibile. E ora è pareggio, grande rimonta davvero. Non ho parole, come sempre al 90°. Da 3-0. Blocca l'avanzata avversaria. Da un po' nervoso, devo essere sincero. 3-3, incredibile. Il risultato è... Ragazzi, dopo l'ennesima beffa all'ultimo secondo, da 3-0, 3-3, Juventus-Milan. Sarà chiaramente un match durissimo, però boh, sinceramente non capisco. Sembra veramente che il momentum sia qualcosa di impressionante, perché cioè, mai vista roba del genere, mai vista, ogni partita prendo gol al 90°. Vai. Un caloroso abbraccio da Fabio Caressa. Juve Milan. Ci apprestiamo a vivere questa sfida di Serie A che si preannuncia ricca di emozioni. Con me Beppe Bertoli. Juve-Milan non è più una partita decisiva per lo scudetto da qualche anno ormai, ma rimane tra le più sentite del nostro campionato. Queste due formazioni possono vantare una bacheca di assoluto prestigio, sia a livello nazionale che internazionale. Si porta in avanti. Ha spazio per tirare. Rimbalza sul giocatore. Ragazzi, purtroppo ve lo devo raccontare io il secondo tempo, perché, cioè non in diretta, perché come sempre l'attacca del mio programma della Logitech abbassa da solo il microfono e non sente un cazzo. Attenzione, vai Abate, non ci arriva Escia, recupera la Juve, Arturo Vidal. Attenzione la Juventus, è partita difficilissima ragazzi, è veramente dura, Bravo Blind vede Escia, De Jong parata, Mandzukic, ancora Buffon. Incredibile Beppe, incredibile. Dai fioi, punizione per il Milan. Sarebbe importante fare un risultato buono, attenzione, Blind, porca trota Blind. Attenzione Montolivo, Riccardo, Montolivo, 1-0 Milan, siamo ancora vivi. Ah, Dio mio, attenzione, Paolino Pong, da solo, Paolino, Abbiati, super Abbiati, attenzione, Asamoah, bagno schiuma Vidal, mamma mia che casino, attenzione Nick Steiner contro Abbiati fuori dai pali, ancora Nick Steiner, attenzione Tevez, recuperiamo sta palla, cazzo! Grande Abate. Ancora Abbiati. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Dai ragazzi. Attenzione ancora la Juve. Mamma mia, che due coglioni fare il commento così, devo assolutamente far trovare una sistemazione, un sistema per il discorso di sto programma, perché non mi può abbassare da solo il microfono, cioè tante volte ragazzi io non è che non controllo sempre perché sono tranquillo, e invece capita. È impressionante. Quindi io mi scuso veramente, però ripeto, non è che posso stare 1000 anni a controllare le cose, quando io ho tutto perfetto, non vedo perché devo controllare sempre. Invece il programma si diverte ad abbassarmi da solo il microfono. Chi cacchi. Dai. Attenzione. Mi dà il tiro da tipo 62 km.
Ragazzi, sarebbe una vittoria importantissima, anche perché veramente facciamo fatica. Anche perché adesso io per esempio sto guardando il video da AVS Editor e si è bloccato, quindi sto commentando praticamente un'azione bloccata, ragazzi. Poi devo fare una radiocronaca senza però vedere io niente, quindi molto bella. Comunque ragazzi, dobbiamo assolutamente migliorare i risultati perché siamo troppo incostanti. Passiamo da grandi vittorie a brutte battute d'arresto. Paradossalmente ho sofferto meno contro la Juve che con altre squadre, cioè è incredibile. È chiaro che non è ancora finita la partita, però sinceramente non capisco il 3-0, 3-3 col Torino, l'1-0, 2-1 col Napoli, tutti al 90esimo, non è proprio possibile sinceramente. Intanto attenzione, vediamo il Manzo qua, attenzione al Manzo che se ne va, il Manzo che se ne va, rigore, neanche questo rigore, vabbè. È pazzesco, vabbè, insomma, non mi danno un rigore neanche per sbaglio. Dai che ormai è finita comunque, per fortuna, almeno quello. Montolivo. 2 di recupero. Dai, che sembra una vittoria pesantissima delle Alpi. Mamma mia. Maledetto era gol. Ho capito però. E così insomma ragazzi, siamo a un passo da una vittoria incredibile al Juventus Stadium e si va a vincere ragazzi. Mi scuso ancora per l'audio rincoglionito, ma ripeto, non è colpa mia, il programma mi abbassa da solo il coso, da quando il computer nuovo ho avuto questo problema, ogni giorno ce n'è una. E niente raga, un saluto dal Comendone veneziano, nel prossimo video proprio tengo proprio sott'occhio completamente il programma. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.